30 postazioni per altrettanti concerti lungo i 13 km di spiaggia, 148 musicisti arrivati da ogni parte del Veneto e anche oltre e quasi 13.000 presenze di pubblico tra residenti e ospiti. Numeri da pre-pandemia per la sesta edizione del Sand and Sound a Cavallino Treporti, manifestazione musicale che vede la direzione artistica di Maurilio Dorigo e che festeggia l'avvio dell'estate all'insegna del divertimento e della buona musica, di qualsiasi genere sia. Finalmente questi eventi che aggregano molto sono riniziati, sono ricominciati. Sand and Sound è una delle più belle manifestazioni che abbiamo durante l'estate, perché cosa richiama? Richiama la musica che è questa cosa che ci ha sempre accompagnato in passato, è sempre stata molto aggregante, lo vediamo qua nei concerti, in tutte le manifestazioni dove la musica è presente e poi guarda caso in uno degli angoli più belli del nostro territorio, siamo sulla spiaggia, uno dei pezzi forti di questo meraviglioso litorale. Il Sand and Sound è un evento che si conferma ancora una volta e ancora di più l'appuntamento preferito da ospiti e residenti per iniziare col piede giusto la vera e propria stagione estiva e proprio per questo l'amministrazione punta a valorizzarlo ancora di più. È un evento di tutta la comunità che si svolge in spiaggia ma che raggruppa tutta una serie di attività trasversali e che piace molto alla comunità di Cavallino Treporti e anche ai suoi ospiti, perché la musica ha un linguaggio universale e anche perché fa comunità, fa accoglienza, un evento che nei prossimi anni sicuramente candideremo ai Guinness dei primati e quindi siamo assolutamente orgogliosi del grande lavoro che abbiamo fatto. Oggi abbiamo tutti i chioschi, tutte le attività ricettive, prospicienti la spiaggia che si sono accomunate in un grande evento.